Ora incominciamo. Siamo in diretta anche su Instagram. Bene, ho voluto fare questa diretta dopo un sacco di mesi per presentarvi il viaggio. L'ho fatto anche l'anno scorso, insomma, adesso abbiamo fatto già tante edizioni nel 2021 perché abbiamo iniziato a marzo con le 4 edizioni della primavera e per l'estate ho cambiato l'itinerario e il programma, quindi ci tenevo a fare una nuova presentazione per tutti, anche per ritrovare magari chi ha già partecipato, ma soprattutto per chi è indeciso se venire o no, per parlare un po' meglio di questo viaggio. E anche se, insomma, sto facendo la diretta oggi, le iscrizioni sono aperte già da un mesetto, infatti non restano ancora così tanti posti. Comunque, incominciamo e vi invito anche a farmi domande nei commenti o se volete a lasciare comunque i vostri feedback e i vostri commenti, perché io ogni tanto mentre parlo butto un occhio e quindi li leggo e posso rispondervi in diretta. Innanzitutto partiamo dal titolo, quindi Viaggio nell'anima nascosta della Sardegna. A luglio, con la prima edizione di quest'estate 2022, faremo la nona edizione in 2 anni, perché la prima edizione del viaggio è stata nel luglio 2020 e diciamo è un po' cambiato in questi 2 anni, ma mantenendo sempre il suo carattere originario, che è dato proprio da quello che ho voluto esprimere in questo titolo. Perché viaggio nell'anima nascosta? Viaggio nell'anima nascosta perché la Sardegna, soprattutto fuori, non è per niente conosciuta per come è in realtà. Questo è un grosso problema, soprattutto per chi la vuole far conoscere e valorizzare nella sua autenticità e nella sua reale ricchezza, che non è solo quella del mare e delle spiagge e della Costa Smeralda e dei VIP, per cui la stragrande maggioranza delle persone purtroppo dagli ultimi decenni a questa parte la conosce. In realtà la Sardegna è un continente, è un universo ed è tanto tanto altro oltre al mare che sicuramente è bellissimo, ma c'è tanto altro da scoprire ed esplorare. Quindi l'anima vera della Sardegna rimane un po' nascosta ai più perché per conoscerla bisogna fare uno sforzo in più, quindi andare oltre il mare, andare oltre le coste, ma non basta neanche percorrerla magari da nord a sud o da est a ovest in modo distratto senza sapere dove si sta andando e che cosa si sta cercando. Certo, è bello anche a volte tante persone mi dicono che in questo tentativo di esplorazione della Sardegna a volte ci si perde anche e può essere bello e affascinante anche il perdersi, perché quando ci si perde si trovano cose che non ci si aspettano, però quello che vogliamo invece fare noi non è certamente perderci, visto che insomma io la Sardegna la giro da tutta la vita e insomma ho dedicato allo studio e all'esperienza diretta del territorio della Sardegna la maggior parte della mia vita, per cui stiamo tranquilli, non ci perderemo e invece potremo andare in modo più mirato a conoscere i diversi volti della Sardegna e, come sapete, con particolare riguardo a quello che è il passato, quindi le antiche civiltà del passato, che anche queste sono poco conosciute. Comunque, se molta gente magari ha almeno una volta sentito parlare dei nuraghi, in pochi sono veramente quelli che sanno cosa sono e che li hanno visitati. Parlo chiaramente di fuori dalla Sardegna, ok? Anche se in realtà anche tanti sardi mi dicono che magari sono arrivati a 50 o 60 anni prima di mettersi veramente a girare la Sardegna, quindi insomma non c'è bisogno neanche di andare tanto lontano per vedere che
che la Sardegna nella sua reale autenticità è poco conosciuta. Quindi civiltà del passato che però ci aiutano a riflettere sul presente e a vivere il nostro presente in modo più pieno e più consapevole. Ma come? Per me lo studio del passato non è soltanto uno studio di tipo nozionistico che serve, diciamo, per accrescere la propria cultura a livello di informazioni, ma lo studio del passato è una vera e propria esperienza interiore perché è uno scavo in profondità nelle testimonianze di coloro che ci hanno preceduto alla ricerca di qualcosa che comunque, che ne siamo consapevoli o no, ci hanno lasciato in eredità e di cui spesso appunto non siamo consapevoli e la cui consapevolezza ci può aiutare a capire meglio il presente per vivere meglio non solo il presente ma anche il futuro. A volte osservare civiltà, culture diverse dalla nostra ci può permettere di avere prospettive diverse e di avere una prospettiva diversa anche sulla nostra stessa cultura, anche sulla nostra stessa civiltà, anche sulla nostra stessa vita e sulla storia del presente. Ok? Quindi questo distacco ci aiuta a capire meglio le cose e allo stesso tempo anche a fare tesoro di quelle conoscenze antiche che a volte ci possono anche sembrare più semplici rispetto alle nostre, alle volte sono dei veri e propri misteri, tra virgolette, misteri perché alcune cose sono ormai così distanti dalla nostra forma mentis, dalla nostra attuale realtà, che non le comprendiamo più o che comunque dobbiamo fare un grosso sforzo per comprendere. Credo tuttavia che recuperare almeno in parte questi aspetti sia un grosso arricchimento, soprattutto in questo tempo dove a volte con tutte le nostre infrastrutture abbiamo perso di vista quelle che sono le cose più semplici e fondamentali della vita. Quindi diciamo che il viaggio è un'occasione per fare anche questo. Chiaramente io essendo archeologa ci tengo molto ad approfondire anche l'aspetto archeologico in tutte le sue manifestazioni, quindi farvi comprendere come si visita un sito archeologico, cosa possiamo trarre dalle informazioni che appunto ci vengono dalle ricerche archeologiche e perché anche quelle informazioni non sono fini a se stesse, ma vanno inquadrate in un discorso storico più ampio che poi a nostra volta possiamo anche interiorizzare nella nostra esperienza. Quindi è tutto collegato. Nella mia visione non ci sono compartimenti stagni, ma chiaramente in una fase iperanalitica della nostra cultura, le varie divisioni in diverse, per esempio, discipline o anche tanti paletti e classificazioni che utilizziamo ci servono a descrivere, a comprendere meglio, ma dobbiamo sempre ricordarci che la realtà poi è unitaria, quindi tutto quanto è collegato. Quindi, detto questo, che è un po' il mio approccio generale, cosa faremo in questo viaggio? Visiteremo siti archeologici soprattutto, ma non solo, anche luoghi naturali e anche luoghi di diverso tipo. I siti che visiteremo sono per lo più dei siti legati al sacro, perché la ricerca del sacro è sempre stata al centro della riflessione umana e anche delle espressioni più alte dell'ingegno, dell'arte, dell'intelletto umano, sia da un punto di vista che potremmo definire artistico, sia da un punto di vista anche, per esempio, architettonico, ma più in generale di espressione di se stessi. Quindi il fulcro sono questi luoghi che sono in gran parte legati al sacro e sono luoghi che possiamo datare soprattutto dalla preistoria, quindi dal Neolitico,
fino all'età del ferro, quindi passando per i diversi millenni della preistoria fino ad arrivare al primo millennio avanti Cristo. Chiaramente quando serve per collegarci o per riflettere faremo anche collegamenti con epoche più recenti fino ad arrivare alla nostra. Quindi non solo nuraghi, ma visiteremo anche aree sacre dove sono presenti monumenti megalitici come i menhir, visiteremo diverse domus deianas, quindi tombe ipogeiche scavate nella roccia, che però fanno parte di aree sacre rupestri che non sono dedicate solo alla morte, alla commemorazione dei defunti, ma anche alla celebrazione della vita. E quindi parleremo di tutte queste tematiche. Un'altra tematica, per esempio, è quella legata al culto della dea o dea madre, nelle poi diverse evoluzioni nelle epoche successive, il cosiddetto culto delle acque, quindi con le sue espressioni più conosciute, che sono per esempio i pozzi sacri, e tanto altro ancora. Il viaggio parte dal sud Sardegna, questa volta, come vi ho detto, ho cambiato itinerario. Nelle scorse edizioni ho dato più spazio al nord Sardegna e al centro Sardegna, questa volta partiremo dal sud e quindi visiteremo i primi giorni dei siti archeologici nel centro-sud Sardegna fino ad arrivare alla Sardegna centrale, quindi prima alla zona dell'Oristanese per poi spostarci in Barbagia e scendere di nuovo in Ogliastra, tornando poi verso Cagliari l'ultimo giorno. Il programma completo lo potete scaricare se compilate il form al link che poi vi metterò dopo la fine della diretta, ve lo metterò nei commenti. Abbiate pazienza se non ve l'ho messo prima, mi sono scordata. E, e quindi compilando questo form riceverete la mail e potrete scaricare il programma con tutto il dettaglio dei siti. Ovviamente se ci sono domande o insomma se volete vi posso anche illustrare adesso già i siti dove visiteremo, però appunto se volete avere tutto scritto bene potete scaricare la brochure. Detto questo, vorrei però parlarvi di altri aspetti di questo viaggio e del suo approccio. A me piace fare piccoli gruppi, faccio anche gruppi di 50 persone, ma se devo scegliere quello che organizzo io, normalmente i gruppi non sono mai di più di 15 persone, ma per questo viaggio ho scelto di non fare gruppi di più di 10 persone. Questo per vari motivi. Prima di tutto perché ho sperimentato che con 10 persone la qualità del viaggio è incomparabilmente maggiore perché c'è un'interazione molto più profonda, ogni partecipante ha più spazio, in una dimensione più intima ci si sente anche a proprio agio con tutti gli altri, il gruppo si lega di più, diventa più compatto e quindi anche l'esperienza condivisa del viaggio è molto più piacevole. Io posso dedicarmi maggiormente a ciascuno di voi e a questo proposito, infatti, quello che mi piace fare, che ho messo a punto negli anni, è proprio un approccio orientato alla persona, al gruppo preciso, perché come vedrete se parteciperete, le cose che ho da raccontarvi su questi luoghi sono veramente tantissime, per cui il mio approccio è soprattutto andare a approfondire quelle che sono le cose che interessano di più a voi, che interessano di più alle persone che in quel momento sono nel gruppo, per cui mi baso molto sulle vostre domande e sui vostri interessi e su quello che voi volete aggiungere come vostro contributo di riflessione e di esperienza. Allora lì poi si va ad approfondire le stesse cose in modi però sempre diversi a seconda delle persone che ci sono. E quindi con un gruppo di 10 persone diciamo che l'interazione rimane sempre molto vivace, non faccio monologhi, ma c'è proprio la possibilità di un'interazione attiva, di una partecipazione attiva.
e chiaramente lo capite tutti che partecipando attivamente il viaggio diventa vostro, diventa proprio qualcosa che sentite dentro e non qualcosa che vi stanno calando dall'alto, non delle verità assolute, non abbiamo verità assolute, non abbiamo certezze, abbiamo tante domande, tanti dubbi a cui cerchiamo di rispondere utilizzando ovviamente dei criteri non campati per aria, ma dei criteri razionali, logici, ma non solo. Quindi una metodologia solida nel selezionare delle informazioni affidabili su cui costruire i nostri ragionamenti, ma poi anche spazio all'intuizione, anche spazio alle emozioni, anche spazio a ragionamenti più ampi che partono magari anche da una comparazione più alta, più ampia tra le diverse culture, tra le diverse civiltà del passato e anche, perché no, a volte anche delle comparazioni con tradizioni ancora vive oggi, ma magari dalle origini molto antiche. Quindi, insomma, le cose da fare e da dire sono sempre tantissime e ogni viaggio, anche se il programma per certitura è uguale, ogni viaggio è unico perché siete voi che lo fate, insomma, che date forma insieme a me a questa esperienza. Bene, ragazzi, io un po' di cose ve le ho dette, vorrei adesso mi prendo giusto un attimo per vedere se ci sono domande. Non vedo domande, quindi allora vediamo se c'è qualche domanda su Instagram, ma non, non ne vedo. Allora, poi tutte queste freccette che mi compaiono su Instagram. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ok. Allora, ragazzi, anche da Instagram sto guardando se c'è qualche domanda, anche se è più complicato. Vedo che state comunque partecipando in diverse persone, ma non riesco a vedere nessuna domanda perché le notifiche sono tante. Bene, allora vi dico giusto due parole sui siti che visiteremo e poi chiudiamo questa diretta che spero insomma sia stata abbastanza esaustiva. Se volete potete darmi un feedback. Allora, come vi dicevo, inizieremo dal Sud Sardegna. Il primo sito che visiteremo è quello di Pranumuteddu, dove si trova un'area sacra megalitica e un'area sacra funeraria molto interessante, dove troveremo tra le più alte concentrazioni di menhir della Sardegna, in allineamenti e in coppie e in triadi e anche isolati e soprattutto in connessione anche con le tombe megalitiche a circolo. Quindi parleremo proprio di parleremo dell'epoca del Neolitico, del megalitismo, del rapporto tra il megalitismo europeo e quello sardo e del rapporto tra il megalitismo e l'ipogeismo, che sono due mondi apparentemente differenti, ma che in realtà convivono e si esprimono nello stesso periodo e, come vedremo a Pranumutedu, anche nello stesso sito, perché troviamo sia tombe megalitiche che domus deianas, quindi tombe ipogeiche. Introdurremo fin dal primo giorno la civiltà nuragica con uno dei siti più importanti proprio per lo studio della civiltà nuragica, che è il Nuraghe Rubio di Orroli, che è un sito molto importante, anche se spesso resta fuori da quelli che sono sicuramente i circuiti turistici di massa, ma sicuramente un sito molto visitato dai veri appassionati della civiltà nuragica, ma anche dagli appassionati più in generale di archeologia. Si tratta di un nuraghe veramente imponente, un nuraghe pentalobato che ha avuto anche la fortuna di essere stato scavato in tempi recenti e quindi in tempi in cui tutte le informazioni si conservano e si può trarre
la massima informazione proprio anche, oltre che da una metodologia di scavo accurata, anche dalle analisi scientifiche che vengono fatte sui reperti. Quindi veramente il nuraghe a Rubi è una miniera immensa di informazioni sulla civiltà nuragica, per cui mi piace tantissimo iniziare proprio l'argomento della civiltà nuragica da questo nuraghe, che però non è il solo che visiteremo durante il tour, perché visiteremo anche altri bellissimi nuraghi come il nuraghe Sparas di Isili, che ha la cupola più alta della Sardegna, parlando di altezza interna. Visiteremo il nuraghe Losa di Abbasanta, che comunque ha, anche questo è uno dei più belli e dei meglio conservati. E infine, alla fine del tour, visiteremo anche il nuraghe Serbissi, che si trova in Ogliastra, che ha la particolarità di essere costruito sopra una grotta naturale. Quindi parleremo anche del rapporto tra i nuraghi e il paesaggio, tra i nuraghi e il sito inteso come luogo naturale che viene scelto per l'edificazione del nuraghe, e vedremo anche quali implicazioni può avere questa scelta, cioè se può, quali significati può avere. Parlo di un significato profondo, perché come vedremo gli antichi non facevano mai nulla a caso, ma era tutto frutto di un accurato studio e di criteri ben precisi, alcuni che possiamo individuare, altri che invece probabilmente ancora ci sfuggono e chissà, magari neanche riusciremo mai a comprendere fino in fondo. Come vi dicevo, non solo nuraghi, visiteremo anche pozzi e fonti sacre. Ho inserito nel programma il Pozzo Sacro di Santa Cristina, che sicuramente è un must per un viaggio in Sardegna in cui ci sia interesse all'archeologia, in quanto probabilmente è il pozzo sacro più bello della Sardegna per diversi motivi. E la fonte sacra di Sutempieso, che è anche un altro gioiello tra la fonte sacra più conservata della Sardegna, ma per certi versi veramente un sito meraviglioso, non solo per la bellezza architettonica, non solo perché ancora oggi si può respirare la sacralità di questo Tempio delle Acque, ma veramente tutto l'insieme anche della cornice naturale e paesaggistica del luogo, che veramente ci fa vivere sempre delle grandi emozioni. E visiteremo anche dei santuari molto importanti come il santuario nuragico di Romanzesu e il villaggio santuario di Sarco Isforos, che è anche legato alla metallurgia, per cui affronteremo anche tutto il complesso discorso della metallurgia e del suo legame anche con l'aspetto del sacro, con i templi, e quindi non solo economia, perché la metallurgia è anche legata al sacro per vari motivi, essendo un'attività trasformativa, alchemica, che si svolgeva proprio anche in ambito proprio santuariale, ok? Quindi strettamente legata all'economia e alla vita, ma anche al significato stesso del santuario. Bene, più o meno questi sono i siti che visiteremo, ne ho dimenticato forse qualcuno. Sì, visiteremo anche il Museo delle Statue Menhir di Laconi e anche a Villa Sant'Antonio l'Edomus Deianas è il menhir più alto della Sardegna. Diciamo che ho cercato di bilanciare in questo tour anche tra siti più famosi, più conosciuti, per certi versi sicuramente molto importanti, anche con siti invece meno conosciuti, ma non per questo meno belli e meno affascinanti, che anche ci daranno la possibilità anche di assaporare quel silenzio che si respira nei siti meno turistici. Quindi bilanceremo tutti questi vari aspetti. Chiaramente, essendo l'edizione estiva, non vi preoccupate perché
ho messo molta cura nell'elaborare il programma in modo da evitare il più possibile i disagi del caldo. Ovviamente non ho la sfera magica, quindi non so quanti gradi ci saranno, ma gran parte del tour si svolge in aree montane, dove comunque c'è più fresco. Staremo in zone anche molto ombreggiate. Riusciremo, scusate, c'è una sonda della raffica fortissima fuori casa, spero che non voli niente. Quindi vi dicevo, riusciremo a fare delle soste, soprattutto nelle aree più calde per bagnarci, sia in cascate, sorgenti e l'ultimo giorno anche al mare. Quindi riusciremo a bilanciare il caldo con la possibilità di fare dei bagni, di stare all'ombra e di stare in montagna. Quindi l'ho studiato apposta proprio per essere più sostenibile nella stagione estiva. Quindi non vi preoccupate di questo. Riguardo alla fatica fisica del tour, cose che spesso mi chiedete, non ci sono dei trekking massacranti in questo tour, ci sono però delle passeggiate, ovviamente si cammina, quindi diciamo che è un tour consigliato a tutte le persone in buona salute, non c'è bisogno di essere dei maratonetti o dei super sportivi, però chiaramente il tour è consigliato a persone in buona salute che non hanno problemi a fare delle passeggiate, diciamo di massimo una mezz'ora di seguito, di camminata, anche con delle salite, anche in estate, ok? Quindi, insomma, su questo ognuno deve essere responsabile di se stesso, anche sapere dove può arrivare. Ovviamente c'è tutto il supporto possibile se qualcuno avesse qualche difficoltà. Non è un tour per fare le gare, è un tour lento, quindi si aspettano tutti. Però chiaramente deve essere anche chiaro che stare in giro tutta la giornata a visitare siti, un po' di impegno fisico lo richiede, per quanto non ci siano dei percorsi particolarmente impegnativi e massacranti. Come approccio, proprio per garantire un maggiore approfondimento, per goderci meglio i luoghi, perché certi luoghi, se si fa una toccata e fuga, cioè non si capisce neanche dove siamo, ma bisogna proprio entrarci dentro, gustarli, assaporarli, osservarli con attenzione, stare, e quindi i siti possono sembrare pochi, ma come vedrete se parteciperete, in realtà le giornate sono tutte molto molto piene, anche con pochi siti. Quindi insomma, sicuramente non mancherà il da farsi. Bene, mi sembra che più o meno vi ho detto tutto, quindi se adesso guardo se c'è qualche altra domanda. Tutto perfetto. La partenza è sempre da Cagliari. Sì, la partenza è sempre da Cagliari. Da Cagliari ci sono comunque più voli per tutte le città italiane, per cui è molto più comodo arrivando dal continente, come diciamo noi, arrivare a Cagliari. Noi diamo la possibilità di arrivare anche il giorno stesso del tour e di ripartire l'ultimo giorno, purché si rispettino determinati orari. Quindi se voi trovate un volo che arriva a Cagliari non oltre le 9 del mattino, o che parte da Cagliari non prima delle 19:30 la sera, potete partire il giorno stesso e ripartire il giorno stesso. Se invece dalla vostra città i voli hanno degli orari non compatibili con questi, potete arrivare il giorno prima, siamo a vostra disposizione per darvi tutte le indicazioni necessarie ad arrivare in centro città, o numeri di bed and breakfast e alberghi che potete prenotare. Noi consigliamo sempre di stare comunque in zona stazione porto, perché così vi posso venire a prendere proprio sotto l'albergo il B&B, quindi non avete neanche la fatica di raggiungere il luogo dell'appuntamento, e poi si fa la sosta all'aeroporto per chi arriva il giorno stesso. Quindi questa è una cosa molto importante, siamo assolutamente a vostra disposizione. Se per altri motivi siete già in Sardegna da qualche altra parte e così via, chiaramente dovete raggiungere Cagliari, che è comunque il posto più raggiungibile da tutte le parti, più o meno da tutte le parti della Sardegna, a meno che non siete
all'estrema gallura, allora magari ci vuole un po' più di tempo per arrivare a Cagliari, ma in generale è comunque una città meglio collegata, quindi anche in questo caso non avrete problemi. Solo per i due tour centrali, vi ricordo le date di tutti i tour innanzitutto, poi vi dico quest'ultima cosa. Quindi le date sono dal 10 al 16 luglio, restano tre posti. Volevo fare un numero ridotto di partecipanti, ma poi ho deciso di aggiungere anche gli ultimi tre posti, per cui per 10-16 luglio restano ancora tre posti e manca un mese, quindi se volete partecipare a questo tour dovete decidere subito perché a breve chiudiamo le iscrizioni. Secondo gruppo dal 31 luglio al 6 agosto, terzo gruppo dal 28 agosto al 3 settembre e ultimo gruppo che apriamo le iscrizioni oggi stesso. Infatti nella brochure, scusate, ma dobbiamo ancora aggiornare la copertina, ma lo farò, sono tornata ieri dall'ultimo tour, quindi non ho avuto ancora il tempo di farlo, ma lo faremo al più presto. L'ultimo tour sarà dal 25 settembre al 1 ottobre, quindi non trovate ancora l'evento su Facebook e nel sito perché lo dobbiamo ancora aggiungere, però è confermata anche questa data dal 25 settembre al 1 ottobre. Quindi vi dicevo, per le date centrali, dal 31 luglio al 6 agosto e dal 28 agosto al 3 settembre, per entrambi questi gruppi restano solo 4 posti. Per questi gruppi, se voi siete già in Sardegna o per motivi vostri vi viene meglio partire da Sassari o raggiungere Sassari, c'è la possibilità di avere un transfer diretto a prezzi molto agevolati da Sassari a Cagliari, ok? Per la mattina della partenza. Quindi chiaramente si partirà la mattina presto da Sassari, in questo caso, e arriverete a Cagliari già col pulmino che utilizzeremo durante il tour, ok? In ogni caso, diciamo, la partenza ufficiale del tour è da Cagliari e si rientra a Cagliari. Quindi, se qualcuno dovesse avere questa necessità di partire da Sassari e per questi due tour si può fare a prezzi, diciamo, più agevolati, altrimenti possiamo comunque essere a vostra disposizione per organizzarvi anche dei transfer da altre città. Chiaramente il costo del transfer non dipende da noi, ma da chi svolge questo servizio. Comunque siamo a vostra disposizione per aiutarvi a organizzarlo. Mi sembra che vi ho detto tutto. Grazie per i vostri commenti che sto leggendo. Allora, Roberta mi chiede come ci si muove nel tour. Scusate, probabilmente l'avrete intuito da quello che vi ho detto ora. Nel tour utilizzeremo un pulmino e una macchina e quindi i posti in tutto sono 10 in modo da non stare troppo stretti. E quindi da poter viaggiare meglio e avere anche questa comodità di un secondo mezzo in caso di sopraggiunte necessità o dovesse servire per qualsiasi cosa. Quindi ci muoviamo con i mezzi privati nostri che ovviamente è tutto compreso nella quota di iscrizione che pagherete, è compreso tutto quanto, quindi compreso il trasporto, i pernottamenti, le cene, i biglietti di ingresso ai siti, l'assicurazione di viaggio, la mia disponibilità da quando ci svegliamo a quando andiamo a dormire, con tutte quindi le spiegazioni, le attività che faremo, anche se avete letto il programma, insomma, propongo anche delle attività di ascolto, meditazione e contemplazione. Su questo aspetto mi piace chiarire, visto che non ne ho ancora parlato, anche questo, mi stavo dimenticando. Non ci sono degli orari o dei momenti precisi o un programma preciso di questa attività, ma mi piace ascoltare il momento. A volte, soprattutto d'estate, a seconda di dove siamo a dormire, se c'è un bel giardino e in alcuni alberghi e agriturismi dove dormiamo ci sarà questa possibilità. Se le persone sono disponibili e desiderose di fare questo tipo di attività, si può fare anche un po' di pratiche di mindfulness, quindi pratiche di consapevolezza prima di colazione, quindi delle semplici meditazioni, per esempio sul respiro, quindi per iniziare la giornata anche con una centratura, con una attitudine all'ascolto, alla consapevolezza.
e quindi insomma io lo propongo, poi vedo un po' come butta, quali sono le vostre esigenze, perché in genere dopo 3-4 giorni subentra un po' di stanchezza, quindi non c'è tanta voglia di alzarsi a meditare prima di colazione, ma se qualcuno lo vuole fare io sono a vostra disposizione. Mentre invece per quanto riguarda queste attività nei luoghi che visiteremo, vediamo al momento se c'è l'atmosfera giusta, se c'è la voglia, se c'è proprio l'energia giusta per fare anche queste cose. Si possono fare insieme con delle pratiche semplici guidate, adatte a tutti, non serve esperienza, ma anche perché esperienza vanno bene, e sono assolutamente facoltative. Quindi delle semplici pratiche di consapevolezza come l'ascolto dei suoni, l'ascolto del respiro, che ci aiutano semplicemente a essere più consapevoli di come stiamo, di quali sono i nostri pensieri, le nostre emozioni in quel momento, di cosa stiamo percependo rispetto all'ambiente circostante, al luogo dove siamo, alle cose che magari hanno iniziato a frullare dentro di noi da quando siamo arrivati in quel sito, anche magari in seguito a quello che abbiamo condiviso insieme durante le spiegazioni o semplicemente le sensazioni che abbiamo avuto. Quindi lo scopo è, diciamo, entrare più in profondità della nostra esperienza. Quindi sono pratiche assolutamente slegate da qualsiasi tipo di religione e qualsiasi tipo di, diciamo, di dogma o di cosa specifica. Ho scelto questo approccio proprio perché è neutrale rispetto a quelle che sono poi le credenze di ogni persona e anche quella che può essere una spiritualità, che è una cosa assolutamente individuale e diversa da persona a persona. Quindi ci permette di fare delle cose insieme, rispettando però quelli che sono gli approcci poi alla spiritualità di ciascuna persona, o anche se ci sono delle persone che si definiscono atee, possono fare ugualmente queste pratiche, traendone comunque una bella esperienza, un beneficio, anche se non si ritengono per esempio delle persone spirituali. Quindi il massimo rispetto verso l'approccio personale di chiunque, ok? Quindi questo, vediamo se ci sono altre domande. Ok, perfetto, grazie Roberta per il tuo commento. Per il momento non vedo altre domande. Vediamo se su Instagram c'è qualche domanda. Partecipa, partecipa, partecipa. Ok. Ok, non vedo altre domande. I tempi per iscriversi. Allora, i tempi per iscriversi sono a esaurimento posti. Detto che per quello di luglio, diciamo che entro una settimana il gruppo lo chiudo, anche se dovesse rimanere forse uno o due posti, ma io spero di esaurirli, visto che ne mancano solo tre e visto che tante persone adesso preferiscono prenotare last minute, quindi i tempi per iscriversi normalmente sono a esaurimento posti, ma in genere almeno una ventina di giorni prima del tour devo chiudere il gruppo per esigenze proprio organizzative e burocratiche, perché bisogna pagare gli alberghi, fare l'assicurazione, raccogliere i dati di tutti i partecipanti, comunicare il numero corretto di stanze, perché se è fuori stagione anche gli alberghi sono più disponibili magari a fare delle variazioni last minute o lasciarmi delle stanze bloccate, anche se il gruppo non è chiuso, invece in estate diciamo che non è così facile, per cui anche gli alberghi vogliono risposte sicure di quanti siamo, di quante stanze servono, altrimenti a volte il rischio di non poter arrivare a 10 persone perché non trovo le stanze e quindi devo chiudere il gruppo con meno partecipanti perché non ci sono le stanze che ci servono. Per cui chiaramente prima si prenota e meglio è e vi ricordo che i posti che rimangono sono pochi. Quindi per luglio 3 posti, per il secondo e terzo gruppo restano ancora 4 posti, ma stiamo anche aspettando delle conferme da parte di diverse persone, per cui anche già domani potrebbero essere di meno, mentre l'ultimo gruppo del 25
il settembre al 1° ottobre lo stiamo aprendo oggi, per cui ci sono ancora 10 posti disponibili. Ovviamente adesso manderò anche la comunicazione dell'apertura di questo nuovo gruppo, per cui la gente inizierà a iscriversi. Quindi, insomma, prima vi iscrivete meglio è. Se, se volete saperne di più, come vi dicevo, compilate il form per scaricare la brochure oppure scrivete anche semplicemente un commento se state guardando adesso il video e magari dopo vi viene difficile ritrovarlo per vedere questo link, potete scrivere un commento e io rispondo al vostro commento con questo link, così vi arriva la notifica. Oppure se volete mandate un messaggio alla pagina, oppure mandate una mail a sardegnasacra@gmail.com, oppure scrivetemi un messaggio su WhatsApp al 320 84 92 880. Quindi in questi casi io vi risponderò direttamente ai vostri messaggi mandandovi direttamente il programma e poi insomma ci risentiremo, vi possiamo richiamare noi ho anche delle collaboratrici che mi stanno aiutando a sentire le persone proprio perché ci teniamo a sentire tutti telefonicamente prima dell'iscrizione per poterci conoscere e vedere se veramente il viaggio è adatto a voi, rispondere a tutte le vostre curiosità più specifiche che magari vi vengono anche dopo aver letto il programma. Quindi, insomma, siete interessati, fateci sapere e vi mandiamo tutte le informazioni e ci sentiamo anche telefonicamente. Ok, perfetto. Ciao Luca, allora ci vedremo il 31 luglio. Non vedo per il momento altre domande. Mi sembra di avervi detto proprio tutto, quindi posso chiudere la diretta. Per chi la guardasse registrata, potete comunque fare le vostre domande nei commenti perché risponderemo ai commenti anche nei prossimi giorni. Ciao a tutti e grazie per avermi seguito. Ciao!